Segretario, ecco, oggi un'importante riunione dell'RSU, la funzione pubblica, ecco perché dare il consenso all'interno del sindacato dell'RSU alla CGIL? Per il semplice fatto che siamo presenti tutti i giorni e non aspettiamo il momento delle elezioni per presentarci tra i lavoratori, perché ci occupiamo dei lavoratori in quanto tali e quindi quando il governo gli taglia le risorse economiche in busta paga siamo in piazza, andiamo a protestare, andiamo a scioperare, perché quando tagliano le risorse per fare funzionare i servizi pubblici la CGIL è presente, quindi siamo presenti tutti i giorni, non un giorno ogni 3 anni, perché siamo quelli che scendiamo in piazza a difendere i cittadini, i lavoratori in quanto tali, ma anche perché i cittadini, perché quando il governo taglia le risorse per gli enti locali significa privare di servizi importanti anche l'impiegato pubblico, perché poi non ci sono asili nido, poi non ci sono sufficienti risorse per i disabili, per i genitori anziani. Ecco perché abbiamo bisogno di una CGIL all'interno dei posti di lavoro forti, perché siamo il sindacato confederale che si occupa del lavoratore in quanto tale ma anche quando cittadino. Oggi assemblea dell'RSU, dell'FP CGIL, FP sta per funzione pubblica, con Florindo Olivieri. Ecco, quanto sono importanti l'RSU all'interno di un'amministrazione comunale? Hanno un ruolo importantissimo perché curano il contratto decentrato che è previsto dalla contrattazione nazionale, quindi c'è una quota di salario, il salario accessorio, che viene programmato dall'RSU. Avere un RSU forte, preparata, nel confronto con la controparte che sono i comuni, può portare a favorire i lavoratori sia dal punto di vista organizzativo ma anche nel salario accessorio e quindi aumentare le entrate dello stipendio. Ecco, qual è la situazione oggi del comparto pubblico per i lavoratori dipendenti che spesso sono legati alla precarietà, però stiamo vedendo che molti comuni hanno risolto questa problematica. Sì, per quanto riguarda la precarietà noi in provincia di Agrigento siamo riusciti man mano con delle esperienze pilota prima, ma poi tutti gli altri comuni si stanno adeguando ad aumentare le ore ai lavoratori, combattendo il part-time non voluto dai lavoratori. Quindi su questo noi abbiamo fatto una grande battaglia e i risultati si cominciano a vedere. Però c'è anche un problema più grande della contrattazione nazionale sul recupero dell'inflazione degli ultimi 3 anni, che è stata pari al 16,5%, questo specialmente nel comparto funzioni locali, i comuni, i consorzi e la provincia, dove ci sono stipendi ancora più bassi di tutto il comparto pubblico, quindi si tratta di fare una battaglia e questo appuntamento del rinnovo dell'RSU è importantissimo per fare capire al governo che dobbiamo recuperare il potere d'acquisto dei lavoratori e delle loro famiglie. Segretario, quando è che si andrà a votare? Allora, il 14, 15 e 16 aprile tutti i lavoratori del comparto pubblico, quindi sia le funzioni centrali, ministeri, agenzie, enti locali, con l'esclusione solo della regione, devono esercitare questo diritto e lo devono fare in massa per aiutare l'organizzazione sindacale a portare avanti tutti gli interessi dei lavoratori. Oggi sono importantissime perché oltre a eleggere i rappresentanti dei lavoratori in ogni posto di lavoro a cui affidiamo la contrattazione decentrata, sono ancora più importanti perché rispondono all'esigenza di dire chiaramente al governo che non è possibile sottoscrivere contratti collettivi nazionali di lavoro che fanno impoverire le persone pur lavorando, perché è stato sottoscritto il 27 gennaio un contratto collettivo che in presenza di un'inflazione del 16,5% ha restituito ai lavoratori soltanto il 6%. Prendiamo un funzionario del Ministero, aveva a dicembre del 2021 uno stipendio lordo di 1.960 euro, ha avuto una perdita per colpa dell'inflazione di 320 euro, questo contratto gli ha dato 155 euro. È l'unica possibilità, l'ultima possibilità che i lavoratori pubblici hanno per dire innanzitutto al governo, ma anche ai sindacati che hanno rinunciato a rappresentare i loro diritti per assecondare la volontà del Ministro, che non è possibile avere un contratto in perdita e soprattutto che il sindacato deve sempre rappresentare gli interessi dei lavoratori perché il governo è già forte di suo. Ecco, votare la CGIL
è utile anche a quei lavoratori che sono iscritti ad altre organizzazioni sindacali e che devono dare un segnale anche ai propri rappresentanti per dire che o fanno il sindacato oppure è meglio che cambino mestiere. Il nostro è un voto di democrazia, quindi noi ci confrontiamo con i lavoratori proprio per una questione anche di trasparenza, per dire un po' tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo anche nei confronti di questo governo che sta penalizzando il lavoro pubblico. Le RSU sono un momento importante dove i lavoratori chiederanno e capiranno da chi vogliono essere rappresentati. Noi non abbiamo sottoscritto il contratto delle funzioni centrali e credo che il risultato che verrà da questo appuntamento elettorale darà un segnale chiaro a questo governo che i lavoratori non vanno mortificati dal punto di vista economico ma vanno incentivati. Quindi la nostra battaglia continua e le RSU saranno anche un momento per mandare un segnale a questo governo per dire che il lavoro pubblico rappresenta sicuramente per l'Italia uno dei passi più importanti per il nostro Paese. Quindi auspichiamo che il governo nazionale riveda un po' le sue posizioni, metta in campo tutte quelle risorse necessarie che servono un po' a tutelare e garantire il lavoro pubblico nella nostra Italia.